Amici sportivi di MSP, ben ritrovati, buon 2020 innanzitutto, perché questo è il primo appuntamento dell'anno che continua a seguire da vicino tutte le avventure sui campi delle squadre iscritte al nostro campionato. Dopo una lunga pausa invernale, infatti, sono tornate a darsi battaglia e vedremo anche questa settimana girone per girone come sono andate le cose, i risultati, le emozioni, ma soprattutto la situazione in classifica. Vi posso anticipare che il big match per la Serie 1 Girone A ha visto scontrarsi il Noi Team Elettrolaser e la Sampier d'Arenese al centro sportivo di San Floriano. Poi vi diremo nel dettaglio tutti i movimenti più interessanti, gli highlights della partita. Ma come al solito una carrellata di sponsor e poi seguiteci per tutta questa giornata di campionato. Un arredamento ad hoc per la tua casa, per il tuo ufficio o i tuoi grandi progetti chiavi in mano. Noi di Ostilio Mobili pensiamo a soluzioni personalizzate su misura per le tue esigenze. Vieni a trovarci o prenota un incontro in showroom con un nostro esperto andando sul sito www.ostiliomobili.it/consulenza. Arredamento ad hoc, home, office, contract. Ostilio Mobili è a Capriolo, Brescia, via Palazzolo 120. A 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. A1 Girone A. Andiamo all'incontro tra Noi Team Elettrolaser e Sampier d'Arenese disputatosi presso il centro sportivo di San Floriano. La capolista Noi Team, dopo un discreto avvio, ha saputo passare in vantaggio per poi controllare una gara terminata sul punteggio di 7-4. Da una parte un Viviani sugli scudi, andato in rete per 4 volte, mentre dall'altra la tripletta di Russo non basta per riuscire a prendere il treno delle prime posizioni. Continua il buon momento anche per la taverna di Via Stella, che ha superato 3-0 la birreria Stube, che invece non riesce ad uscire dalla zona play-out. È tornato ad essere decisivo Pagnussatti, autore di una doppietta che mantiene la propria squadra al terzo posto. Il secondo infatti è occupato ancora dall'Arto Verona, che ha vinto una gara tiratissima contro i Red Devils. L'incontro è terminato sul punteggio di 3-2 con doppietta vincente di Laudicina. Anche se questo incontro non ha portato punti, i Red Devils devono essere soddisfatti della loro prestazione, che li ha portati a giocarsela alla pari con una delle migliori squadre del girone. La grande sorpresa della settimana è la sconfitta del Gengiva per mano della Kubitec, un risultato che stacca inevitabilmente il Gengiva dalle 3 di testa, ma soprattutto fa entrare per la prima volta la Kubitec in zona promozione. In un roccambolesco 10-6 triplette per Ortega e Campaci. L'agriturismo Corte Barco ha raggiunto al quarto posto proprio il Gengiva grazie al successo per 5-1 sul Sandrà. A1 Girone B. Il secondo girone della massima categoria MSP è iniziato con il successo della carrozzeria Contirino contro l'Avis United per 5-1. Con questi 3 punti la Contirino è riuscita a mantenere la sesta posizione, mantenendo però sempre alta la concentrazione, poiché oggi passerebbe ai playoff solo per... Sono qui con Cristian Casini della squadra Carrozzeria Conterino, che stasera è stata vittoriosa 5-1, un buon comincio di girone di ritorno, e soprattutto questa sera posso dire che avete meritato questa vittoria e potrà essere anche questo uno stimolo per rilanciarvi in classifica. Sì, devo dire che sono felice come prima partita del girone di ritorno, rispetto all'andata appunto un +2, perché all'andata avevamo pareggiato 3-3. Quindi è un buon inizio, sono felice anche perché durante questa pausa, proprio è stata una pausa vera e propria, 0 allenamenti, quindi avevo paura del ritmo gara, passaggi e tutto, però sono felice, a volte fa bene le pause e questa volta è stata un bellissimo ritorno, una bellissima partita, sono felice. Cristian, che speranze avete adesso per questo girone? Puntate ai playoff oppure secondo te siete già fuori? No, secondo me abbiamo tutte le carte in regola, perché viste le partite dell'andata
abbiamo fatto tante partite che eravamo lì a 5-5, 4-4, poi le abbiamo perse, abbiamo perso tanti punti all'andata. Se al ritorno prendiamo quei punti che abbiamo perso all'andata, allora sicuramente ci vedrete ai playoff. Poi andrà come andrà dopo il primo anno, quindi ricordo che è il primo anno e per essere il primo anno sono felice, contento. Nella stessa posizione infatti troviamo l'Ardan Green Project che ha meritatamente vinto 7-3 la gara contro il Convivenza. Proprio questa squadra è quella che ha deluso maggiormente le aspettative, poiché 3 punti sono troppo pochi, a prescindere dalle alte o basse aspettative che si possono avere. Doppiette vincenti per Marani e Gioca. E allora andiamo a sentire Mohamed Ekfoui per l'associazione Convivenza Calcio e Ardan Green Project con Luigi Perrone. Mi trovo in compagnia di Mohamed della squadra Associazione Convivenza Calcio, che stasera è stata sconfitta 7-3. Non è cominciato bene il girone di ritorno. Che cosa vi è mancato per vincere e comunque anche rispetto all'altra squadra? Sinceramente abbiamo avuto un po' delle assenze, specialmente il portiere non è stato presente, per cui sì, un po' di assenze che ci hanno penalizzato. Comunque stiamo facendo del nostro meglio, è un girone molto difficile, è il nostro secondo anno, per cui non è facile giocare a questi livelli, però insomma ce la stiamo mettendo tutta, divertendoci come al solito. Parlando della partita di stasera, tecnicamente ci sono stati sì molti errori ma anche molta sfortuna. Sì, la sfortuna un po' ci ha accompagnato durante l'anno, però sì, sono stati più bravi a tener palla, a giocarsela per bene. Noi siamo stati un po' diciamo sconcentrati sul piano tecnico, però insomma va bene così. So che l'anno scorso eravate in A2 e campioni anche in classifica. Sì. Che differenze ci sono invece con la 1 di quest'anno? Sinceramente è un altro campionato, un altro tipo di gioco su cui non siamo ancora abituati. È il nostro primo anno, ripeto, e ce la stiamo mettendo tutta, ci mancano un po' di giocatori che stiamo insomma, valorizzando, speriamo in futuro, speriamo di alzare un po' la classifica. Sono qui con Luigi Perrone della squadra Ardan Green Project, che stasera hanno vinto 7-3 la partita di stasera, cominciando così in bellezza il girone di ritorno. Ed è merito vostro o merito loro? Merito nostro, ce l'abbiamo messa tutta, siamo stati anche fortunati perché la squadra avversaria aveva qualche mancanza, ma abbiamo fatto il nostro meglio. Avete giocato comunque con una squadra alla vostra altezza e pensi che adesso con questo risultato riuscirete a scalare la classifica? Beh, il nostro obiettivo non è scalare la classifica, ma cercare di piazzarci a metà classifica e salvarci. Fare una salvezza tranquilla. Playoff? Playoff, dai, mettiamola lì, sì. Potrebbe essere il vostro obiettivo di quest'anno? Sì, playoff, dai, così gasiamo la squadra. Il big match della giornata però vedeva i secondi, nonché campioni in carica del Rizza, sfidare i terzi del momento zero per cercare di recuperare punti dal Corvinul Hunedoara. La sfida è stata un vero spot per il calcio a 5 con due squadre che si sono sfidate ad armi quasi pari. Il 2-2 finale ne è stata una naturale conseguenza che ha avvicinato entrambe alla capolista. Il momento zero ha però perso una posizione visto quanto è successo nella gara finale, poiché il Corvinul Hunedoara ha perso la prima partita stagionale contro il Mekmas. Bisognerebbe riguardare un po' indietro nel tempo per trovare una debacle così clamorosa per il Corvinul, battuto 9-3 con triplette di Minati e Ruznic. Ora il vantaggio su Rizza è sceso a un solo punto e addirittura a 2 dal Mekmas, rivelazione del campionato. E ancora piogge di interviste, andiamo a sentire anche per Mekmas Diego Venturini e Romeo Giorgescu del Corvinul Hunedoara. Siamo con Venturini Diego della squadra Mekmas, una vittoria molto pesante contro i primi in classifica, contro i campioni nazionali del Corvinul Hunedoara. Ecco, questo penso che per voi sia importante e che cambi un po' le vostre ambizioni finali. Sì, allora noi è da inizio anno comunque che siamo partiti abbastanza bene, al di sopra delle nostre aspettative.
e poi c'è anche sempre un po' di fortuna, c'è stata anche fortuna in questa partita, insomma, ecco. Ecco, non solo fortuna, penso che avete giocato come il gatto col topo. Poteva essere anche una vittoria ancora più importante, non dipende dalla sua fortuna. Avete dei giocatori molto bravi, una squadra molto organizzata che vi può portare anche lontano. Sì, sì, beh, sicuramente una soddisfazione. Il campo grande sicuramente ci ha agevolato, essendo anche comunque giovani e abbiamo molta gamba. E sì, dai, oggi è andata così e ne siamo contenti, siamo molto contenti. Ecco, però non mi hai detto se cambia le tue ambizioni per quanto riguarda la vittoria finale oppure arrivare il più in alto possibile. Beh, certo, noi sappiamo che la squadra è strutturata per andare il più avanti possibile e come anche altre squadre speriamo comunque di riuscire ad arrivarci fino alla fine, sicuramente. Ecco, fra tutte le squadre che hai incontrato, quale ti sembra quella che abbia diciamo più possibilità di ambire a qualcosa di importante? Beh, per individualità il momento zero. Come stile di gioco la Rizza Calcio a 5, sono loro due. Siamo con Romeo Petru Georgescu della squadra Corvinul Hunedoara, squadra prima in classifica che oggi purtroppo per loro subisce una delle sconfitte più pesanti degli ultimi anni. A che cosa è dovuta questa sconfitta? Sì, si vede che abbiamo fatto tanta pausa del campionato e tra la mancanza dei giocatori che non sono venuti oggi abbiamo preso una grande vergogna sulla nostra squadra, questo che è successo dalla squadra avversaria. Voglio dire che congratulazioni a loro perché una bella squadra, fino adesso noi abbiamo presi forse un po' medio, ho detto, ma si vede che oggi sono stati più bravi di noi altri con molto di più del nostro valore. Ecco, questo qua penso che vi possa servire da insegnamento anche per il proseguo del campionato, che non si può regalare niente a nessuno, che bisogna essere sempre al top e bisogna sempre presentare il meglio dei giocatori che si ha a disposizione. Esatto, io ho sempre detto da portare sempre, da venire tutti i giocatori a giocare, non mi interessa a me che partita c'è, ma adesso spero che vedano anche loro i giocatori che non sono venuti oggi pensando che è una partita facile per noi altri, sicuramente adesso è un insegno per loro da non mancare più alle partite. Ecco, naturalmente questo non cambia niente sulle vostre ambizioni, però bisogna prendere dei provvedimenti abbastanza importanti per questa squadra. Sì, adesso come ho sempre detto che è da fare anche noi da portare un po' dei ragazzi giovani per dargli un po' di potenza alla nostra squadra, perché ormai la nostra abitudine è da giocare in campo, da essere tutti, se ne manca uno o due giocatori si vede il debole della nostra squadra, il buco come sta anche oggi. Non dico che con la squadra che sono venuto oggi noi abbiamo una squadra forte, ma però avevo un po' dei buchi dentro che la squadra avversaria ne ha impedito quei gol. Per noi abbiamo perso per noi 3 punti, cioè in senso non guardo mai quanti gol hanno fatto, ma per me sicuramente quando sto guardando la partita meglio domani sicuramente che è da tirare la riga e da fare un po' dei conti per tutti i giocatori. A2, girone A. Nuovo anno anche per la Serie A2, ma vedendo il primo match sembra che le cose non siano troppo cambiate. La Five Cuori Avanzi continua nella sua corsa di vittorie aggiungendo la 10ª. A farne le spese è stato lo Spartak Augusta, che però ha tutt'altro che issato bandiera bianca, cedendo solo 6-5 nel finale. Un'altra vittoria sul filo di lana della Five che dimostra ancora una volta una superiorità anche psicologica nel gestire le partite.
Tripletta vincente per Pedrollo, inutile quella di Bragantini. Distante 13 punti abbiamo la Prati Servizi Calore che ha faticato parecchio per avere la meglio sul fanalino di coda Yolanda Urs presso il campo di Casteldazzano. Certamente giocando con questo spirito la Yolanda può ambire a guadagnare qualche posizione. In questo 5-4, 3 reti a testa per Villa e Minniti. Si è invece fermato il Deportivo La Cadrega, battuto 3-1 dalle Aquile di Ospedaletto. 3 punti preziosissimi per le Aquile che sono finalmente riuscite ad agganciare il 7° posto, seppur in coabitazione con il Verona Calabro 9. Proprio il Calabro 9 è stato battuto 3-3 da un redivivo Bar Cristallo che ha invece iniziato l'anno con il piede giusto, riagganciando il gruppo di testa. Ed infine il 2B Verona è tornato al 2° posto in compagnia della Prati dopo aver battuto 5-3 lo Scopa e Paletta con tripletta vincente di Spada. A2 Girone B. Esito quasi scontato ma non nel risultato nella prima gara del secondo girone di Serie A2. Il calendario prevedeva infatti il classico testa-coda tra gli amici di Pepe e il Lokomotiv Bure. Il risultato è stata sì una vittoria dei primi ma solo di uno striminzito 2-1. Speriamo che la sconfitta dell'ultima gara dello scorso anno non abbia altri strascichi. Secondo posto per il Basarabia che ha vinto 4-2 contro il Mekmas calcio a 5 presso il centro sportivo dell'Alpo con doppietta di Lipkan. Irriconoscibile questo Mekmas che ormai deve guardarsi alle spalle perché la retrocessione non è poi così lontana. Terzo posto per la Mainenti Service che ha superato i polemici per 4-3. Anche in questo caso una gara tiratissima, segno del grande equilibrio che c'è tra le squadre, anche se i primi in classifica di distanza sono ormai molti. Doppiette vincenti per Vesentini e Freda. Grandissima vittoria in chiave salvezza per il BVP che ha battuto il Real Futsal per 6-4 facendolo per ora uscire dalla zona play-out. Doppietta vincente per Mascalzone e Burli, inutile quella di Zurischi. Con il minimo sindacale dell'1-0 il terzo tempo si è tolto la soddisfazione di battere la terza in classifica a chilometro 01 e di agganciare addirittura il 4° posto seppur in coabitazione. Dopo aver visto la parte buia della squadra con gran parte del girone d'andata davvero avaro di soddisfazioni a un fine inizio anno invece scoppiettante. La rete della vittoria è a firma di Bottura. A2 Girone C. Anche il terzo girone di Serie A2 sembra abbastanza blindato, con il Colletta che guida saldamente il gruppo con 9 punti di vantaggio dalle seconde che si sono sfidate in uno scontro diretto. Stiamo parlando della Busa e dell'A-Team che hanno pareggiato per 2-2 senza darsi troppo fastidio. Doppiette per Bombieri e Moaca. Rimangono invece al 4° posto i Bomboneros, poiché sono inciampati nella sfida contro la Pizzeria da Giuseppe, persa malamente per 6-2. 3 reti a testa per Begnini, Mattei e Bianchi, così come per Turiani dei Bomboneros. Con questi 3 punti la Pizzeria da Giuseppe ha iniziato la risalita per non retrocedere, anche sarà importante la settimana prossima per dare continuità a questo risultato. Un risultato ancora più largo per i Butè del quarto piano che hanno battuto i Liverpool per 6-0 estromettendoli dalle prime posizioni. D'altronde la classifica rimane al centro molto corta con 6 squadre in 5 punti, tripletta vincente per Zanolli. Ed infine è andato in scena il più classico dei testa-coda tra Colletta e Rossi Service, ma in questo caso è finita in goleada con la squadra di Vigasio che non ha mai tirato indietro la gamba e ha continuato a giocare fino alla fine, imponendosi per 19-1. Giornata di grazia per Cipriani, andato in rete per 7 volte. A2 Girone D. Dopo l'ultimo pareggio che ha interrotto la striscia di vittorie consecutive, il Lassine Zugar è tornato ad aprirsi la strada come meglio sa fare, a suon di gol. Nulla ha potuto il cover sul Verona che ha ceduto il passo per 6-1 impotente contro degli avversari di un'altra categoria. Tripletta vincente per Formenti che ha guidato al meglio l'attacco dei suoi. Al secondo posto troviamo sempre il Futsal Lugagnano che ha vinto 1-0 la gara contro la pasticceria PVT presso la tenso struttura adiacente alla GSM Forum. La rete decisiva di Tognali mette al riparo il Lugagnano dagli attacchi avversari e supera il riposante BHP Civico 2.
Terzo posto per i Manas Rangers che presso lo Sporting di Lugagnano hanno battuto gli Young Boys per 4-3. Vincente la doppietta di Pachera, inutile quella di Zantedeschi che proprio non riesce a regalare il primo punto ai suoi Young. Molto meno tirata delle due precedenti gare è stata quella tra Taurus e Schalke Zarofiato, terminata sul punteggio di 7-2, eppure le premesse erano ben diverse perché le due squadre erano appaiate in classifica e a una delle ultime chiamate per entrare in zona promozione, doppiette vincenti per Fiorio e Chiavello. Per questo girone sentiamo Giulio Garrutto per la pasticceria PBT e Francesco Papa per il futsal lugagnano. Siamo con Giulio Garuto di Pasticceria PBT. Questo è il vostro primo anno di partecipazione. È un campionato altalenante, oggi una sconfitta di misura. Cosa manca alla vostra squadra per poter primeggiare anche con gli altri? Manca un po' più di convinzione e credo che nel girone di ritorno verrà fuori quello che ci manca. Infatti credo che stupiremo un po' tutte le altre squadre nel girone di ritorno. Il girone d'andata è stato un po' difficile, oggi abbiamo preso gol su una distrazione, ma cercheremo di non fare gli stessi errori dalla prossima partita. Ecco, però devo fare un'annotazione particolare per la vostra squadra. La vostra squadra ha un numero di partecipanti molto striminzito, però vedo che siete sempre presenti e questo vi fa onore perché almeno avete lo spirito di partecipazione e soprattutto del divertimento. Esatto, quello c'è sempre, la regola fondamentale è divertirsi, poi se riusciamo a vincere che ben venga. Comunque siamo molto uniti, una squadra molto unita e questo ci fa forza. Speriamo di essere sempre al completo anche per le prossime partite. Mi dici qualcosa su questo campionato e soprattutto alla fine concludi con le vostre ambizioni per quest'anno oppure per un possibile anno prossimo? Allora, sinceramente me lo aspettavo un po' più semplice, invece ho visto che ci sono squadre molto competitive e quindi la nostra ambizione è quello di almeno fare qualche vittoria in più rispetto al girone d'andata e magari risalire un po' la classifica. Per l'anno prossimo credo che ci saremo nuovamente. Siamo con Papa Francesco di Futsal Lugagnano. Ecco, una squadra molto più equilibrata rispetto all'anno scorso, una squadra molto più quadrata. Penso che vi sta dando anche grandissime soddisfazioni. Sì, siamo contenti, fino adesso è una metà campionato soddisfacente, più che soddisfacente, dobbiamo migliorare ancora qualche movimento, soprattutto l'impostazione, però tutto sommato siamo contenti per questa prima metà del campionato. Ecco, l'anno scorso avete raggiunto un buon obiettivo, quello dei play-out, delle finali dei play-out. Quest'anno penso che potete ambire anche a traguardi ancora più importanti. Sì, ecco, peccato per lo scontro diretto con la prima che abbiamo pareggiato, stavamo vincendo, l'obiettivo è migliorarsi, quindi sarebbe vincere il campionato, insomma, però è dura, ci proviamo. Ecco, cosa manca a questa squadra? Cosa manca? C'è qualcosina? Dobbiamo fare qualche ammenda particolare al presidente? No, il presidente si è mosso bene, sia sul lato degli acquisti che delle sponsorizzazioni, che è stato bravissimo. C'è da migliorare nel gioco, ci sono tante individualità, dobbiamo giocare più di squadra, anche oggi una partita così, però l'importante era vincere, oggi dopo vediamo, dai. B. Girone A. Non poteva mancare la nostra Serie B che quest'anno sembra davvero combattuta e all'insegna dell'equilibrio. Iniziamo con l'acidità di stomaco che ha perso il primato solitario facendosi raggiungere dalle riserve. Tutto è causato dalla sconfitta per 8-6 con una scoppiettante 8 Bock salita così al quarto posto, vincente la tripletta di Lamberti, Amara, quella di Giuliari.
Come accennato, le riserve non si sono perse l'opportunità di agganciare la vetta e hanno vinto per 3-2 la gara contro un Arcigno Birra Real. Arcigno, ma anche sfortunato, perché un punto poteva meritare di portarselo a casa. Decisiva è stata la doppietta di Giordano. E poteva agganciare il primo posto anche l'Atena, che si è dovuta però accontentare di un pareggio per 2-2 contro gli Green Boots. Secondo punto stagionale per i Turtles, che hanno bloccato 3-3 una Prosecco che ora è momentaneamente uscita dalla zona promozione. Presso il palazzetto di Arbizzano il migliore in campo è stato Baldini, che ha siglato tutte e 3 le reti dei Turtles. Nelle zone basse della classifica l'Athletic Big Bubble ha vinto la gara contro l'Elettrocalor per 6-2, superandolo così in classifica all'8° posto. Basterebbe anche solo un'altra vittoria per l'Athletic per portarsi a ridosso del gruppone al centro classifica. Tra le fila dell'Athletic, doppietta di Oliosi. Girone B. Il nuovo anno del secondo girone di Serie B è iniziato con il riposo dei campioni d'inverno del Juice Club e questo ha dato alla Pizzeria Mameli la ghiotta possibilità di riportarsi in vetta alla graduatoria. I 3 punti sono arrivati grazie al successo per 4-3 sul Riva Mancina, doppiette per 2 vecchie conoscenze del nostro campionato, Cisamolo e Dalcarria. Al terzo posto troviamo un'ottima Scaligera che ha battuto con relativa facilità l'Impresa Rossi per 5-2 con doppietta di Passilongo. Che non sia un buon momento questo per l'Impresa Rossi lo testimonia il fatto che questa squadra è passata da quasi prima a fuori dalla zona promozione. Il quarto posto per ora è occupato dal Soccer Ambro 5 che ha vinto 5-4 un incontro durissimo con il Manchester City. Vincente la tripletta di Coltri che ha battuto la resistenza di un Manchester che aveva la ghiotta opportunità di agganciare il gruppone di promozione. Ed infine si sono scontrate anche Novaglie ed FP Studio Immobiliare che non hanno voluto farsi troppo male e hanno così pareggiato 2-2 presso lo Sporting Club di Arbizzano. Doppietta per Zambon tra le fila del Novaglie. Un arredamento ad hoc per la tua casa, per il tuo ufficio o i tuoi grandi progetti chiavi in mano. Noi di Ostilio Mobili pensiamo a soluzioni personalizzate su misura per le tue esigenze. Vieni a trovarci o prenota un incontro in showroom con un nostro esperto andando sul sito www.ostiliomobili.it/consulenza. Arredamento ad hoc, home, office, contract. Ostilio Mobili è a Capriolo, Brescia, via Palazzolo 120. A 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Grazie a tutti per l'attenzione, grazie a Fernando Gaspari, Francesca Ercoli sui campi, al nostro presidente regionale Antonino Portale e insomma abbiamo iniziato la grande questo 2020, l'appuntamento con il pianeta di Calcio 5 MSP torna la settimana prossima.